180 minuti alla conclusione della regular season del campionato di eccellenza sul terreno di gioco del russo di Viagrande. Si disputa la 29esima giornata tra i mesi Atletico Catania e Ionica, padroni di casa che vogliono onorare il finale di stagione dopo la bella vittoria esterna contro la Leonzio per 0-2. Sul fronte opposto i Santa Teresini vedono la salvezza diretta distante due lunghezze dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Vittoria. Dirige l'incontro il signor Matteo Piazza della sezione di Agrigento, coadiuvato agli assistenti Armando Rando di Messina e Sergio Privitera di Catania. Grazie all'ausilio immagine a cuore di Andrea Giuffrida passiamo a raccontarvi il film di questa sfida. Dopo 13 gioco lancia in profondità per Leonardi che brucia il diretto marcatore e calcia trovando la deviazione in corner da parte di Quartarone. Al 27esimo gran giocata di Anastasio in mezzo al campo che passa da due avversari e calcia dalla distanza mandando in bocca per Quartarone. Un minuto più tardi ancora un attacco alla profondità di Leonardi che prova il diagonale con il destro che si spegne abbondantemente sul fondo. Solo i mesi in questa prima frazione di gioco recupero palla sulla tre quarti di Pannitteri che prova ad armare il suo destro, termina largo anche in questa occasione. Tramonta così sul parziale ad occhiali la prima frazione di gioco. Passiamo con il nostro montaggio a cura di Mirko Giacobello a quanto accaduto nella ripresa a 7 minuti del rientro in campo delle formazioni. Palla in profondità di testa per Famà che entra in area di rigore a tu per tu con Quartarone, prova con il mancino calciando però debolmente. Al 56esimo, alla prima occasione, a passare in vantaggio sono i Santa Teresini, punizione di Ragosta per la testa di Muniz, torsione da attaccante navigato e vantaggio Santa Teresino al russo di Viagrande. Riequilibra immediatamente il parziale a compagine di Mister Serafino, punizione di Majorano non trattenuta da Quartarone, la sfera arriva a Trovato che rimette da Leonardi, un'altra incornata, vale l'1-1, immediata risposta della squadra giallo-rossa-azzurra che però deve guardarsi a una nuova offensiva. Santa Teresina lancia in profondità di Baldè per Giurcinowski che prova il diagonale con il destro non inquadrando il bersaglio grosso. Primo cambio intanto con Sadik Bello che prende il posto di Majorana, segue l'ingresso in campo di Sacco in luogo di Azzara. All'84esimo arriva la doccia fredda, cross dalla destra di Ragosta sporcato che arriva a Paparelli in acrobazia, riporta in vantaggio la Ionica. Ancora una bella rete al russo di Viagrande, questa in semisforbiciata batte l'estremo difensore dell'Imesi Atletico Catania che ora prova a fiondarsi in avanti con un finale all'assalto con Leonardi che serve Sacco dentro per il compagno di squadra Famà. Nuova occasione per l'ex Taormina che non riesce a correggere il rete da buona posizione e termina così al russo di Viagrande. Blitz della Ionica che nell'ultima giornata di eccellenza affronterà la capolista Milazzo. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.